Si torna a parlare purtroppo di Covid-19 nella nostra provincia. In merito alle notizie circolate sui presunti casi di positività al Covid-19 nei riguardi del personale della Polizia di Stato impiegato ad Agrigento per servizi correlati alla vigilanza dei migranti nel centro di accoglienza, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che è stato rilevato un solo caso di positività, mentre gli altri 9 tamponi eseguiti su altri poliziotti colleghi dell'interessato sono risultati negativi. Il personale tutto, prosegue il Dipartimento, è stato impiegato all'esterno del centro e ha utilizzato i dispositivi di protezione individuali previsti dai protocolli in uso da mesi per il personale della Polizia di Stato. L'operatore positivo è asintomatico, attualmente è in isolamento presso una struttura alberghiera ed è in costante monitoraggio da parte del personale sanitario della Polizia di Stato. Intanto c'è da registrare un nuovo caso di coronavirus a Ravanusa, il secondo nel giro di poche settimane. La conferma arriva direttamente dal primo cittadino Carmelo D'Angelo. Anche in questo caso, come nel primo, si tratta di un cittadino della Romania domiciliato a Ravanusa che si trova quindi in isolamento domiciliare. L'ASP di Agrigento, ha detto il sindaco D'Angelo, mi ha comunicato un secondo caso di positività a Ravanusa. Ancora una volta mi rivolgo alla cittadinanza invitandoli alla prudenza e al rispetto delle regole. Avviata l'indagine epidemiologica per verificare con quali altri soggetti l'uomo ha avuto contatti. A fine luglio era risultata positiva una rumena residente a Ravanusa, tornata dal paese di origine. La donna, una badante, dopo essere stata ricoverata al reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, è stata recentemente dimessa. Nel frattempo è risultato negativo il secondo tampone di una studentessa di San Giovanni Gemini rientrata in paese dopo essere stata in Lombardia positiva al primo test. Intanto ci viene smentita dalla prefettura di Agrigento una notizia apparsa sui social che presso l'ex Hotel Jolly dei Templi al villaggio Mosè dovrebbe essere attivata una struttura di accoglienza per migranti. Notizie spesso messe in campo per esasperare magari il clima che già di per sé non è affatto tranquillo, considerando anche i casi di contagio che si sono verificati ultimamente.